Ragazzi, bentornati in un nuovo Spacchettatega. Oggi, come vedete, il piatto è decisamente molto ricco. Ho accumulato negli ultime settimane un po' di pacchetti, un po' di cose che mi hanno mandato da testare, dei pacchetti che ho comprato io per dei progetti futuri, per cui non perdiamo tempo e cominciamo a spacchettare. Il primo pacchettino arriva da Amazon, che è di un brand che mi ha contattato, che fa tutti accessori per elettronica e si chiamano Kwit. Sostanzialmente cosa fanno? Alimentatori da banco, accessori, multimetri smart e altre cose. E niente, mi hanno chiesto se volevo provare questo semplice e cacciavite elettronico. Confezione molto base. È tipo un kit da assassino, però questo vuol dire che è magnetico, come non detto. Allora, nel kit, come si può vedere, ci sono 1 miliardo di bit e si tira su così di gommina. Chiaro, molto semplice e molto carini. Vabbè, i bit classici, raga, c'è un po' di tutto. Qua penso che abbiamo il nostro vero e proprio cacciavite che si ricarica USB-C. Ok, molto semplicemente scegli il tuo bit, avanti, indietro. Sta sempre acceso. Fa di frizione comunque, ha una buona torsione. Sostanzialmente ci sono 3 interruttori qua. Uno va a accendere la luce qua davanti per vederci e l'altro davanti avvita e in giù svita. Molto semplice, carica USB-C. Mi sembra una cosa molto pratica e carina, sicuramente da tenere sul banco da elettronica. Vediamo gli altri accessori, che però sto contenitore non so quanto possa servire, perché rimetterlo dentro ogni volta è un po' una rottura. Altri accessori che ti danno sono il mega ventosone per smontare le questioni del telefono, infatti penso che sia un kit proprio per fare questo. Un magnete, che è quello classico per magnetizzare e per smagnetizzare i bit. Vabbè, gli accessori quelli lì, una pinzetta, un pennino, quelli per smontare. C'è anche l'inserto, quello pieghevole del genere, c'è anche l'inserto prolunga e questa spatola per denti. Non so, è tipo un attrezzo da dentista però con la spatola, non so per fare cosa. Decisamente molto interessante. Due specifiche tecniche giusto per l'illuminazione: sotto a 3 LED, pesa 68 grammi, ha una torsione, una coppia di 0,15 a 0,35 Nm, la velocità a vuoto sono 200 rpm, batteria da 350 mAh, 3,7 volt. Avremo sicuramente modo di testarlo in futuro nella postazione da elettronica. Ovviamente lo trovate su Amazon e vi lascio il link qua sotto in descrizione. Secondo pacchetto molto veloce questo, perché sono delle cose che ho preso io per finire di fare le targhette in ottone per i tavoli pattern, e infatti è un set di viti in ottone con la testa tonda inserto piatto, molto semplicemente. Ora ho preso dell'ottone per quel progetto, vedrete un video dedicato su come faccio le targhette incise con l'ottone, roba molto interessante. Viti in ottone le proverò. Ok, questo altro prodottino che mi manda Oscal, e mi manda il suo power bank nuovo, piccolino, compattino, da portarti in furgone, da portarti dove vuoi per le tue gite. È la roba più compatta che c'è, perché quelli più grossi pesano decisamente. Allora, prima scatola, ma mi sembra cavetteria e manualistica, che vediamo dopo ovviamente. Wow, non c'è altro qua, raga. Questo è un power bank da campeggio, come i soliti ha tutte le classiche caratteristiche, quindi la possibilità di essere caricato sia a corrente, sia con i pannelli fotovoltaici, sia con l'accendisigari della macchina. Lo accendiamo, carica al 54, ha la funzione di una mega torciona qua, interessante da campeggio anche. Lampeggio SOS, ok, ok. Le classiche prese USB-C, USB normali per caricare smartphone, portatile e quant'altro. Dietro qua sul fianco ha 2 prese Sciuco per la 220, come capacità è da 700 watt con un picco da 1400. È un attrezzetto carino e comodo che secondo me è da portarvi in campeggio, o quando andate a fare semplicemente le gite al lago, come faccio io quando andate in giro con i vostri amici, una grigliatina così. Una robetta del genere va. È leggero, pratico da portare ovviamente, e economico rispetto agli altri, perché mi sembra che costa meno di 400 euro, una roba del genere per 700 watt, mettere 2 lucette e 2 robe ci fa un ambiente molto più carino. Dentro la confezione troviamo ovviamente il cavetto per ricarica con la spina da casa classica, il cavetto con ricarica accendisigari, troviamo l'alimentatore e il suo manuale di utilizzo. Se volete ci sono anche i pannelli fotovoltaici ovviamente da comprare
separatamente. Come sapete ho già avuto modo di testare in passato delle centrali elettriche del genere, come le chiamano, e vi devo dire che sono degli attrezzetti molto comodi da avere, ovviamente rispetto a quello che dovete fare. L'ultima roba che mi sono dimenticato è che qua sopra ha una base di ricarica wireless, molto pratico, leggero, sicuramente questo qua per le gite fuori porta è il top. Ovviamente trovate il link in descrizione per il prodotto che si acquista su Amazon, quindi tutta la logistica Amazon la potete sfruttare al massimo, compreso la questione di reso. Se volete, inoltre, c'è un codice sconto dedicato a voi della community del 10%, ve lo lascio sempre qua sotto in descrizione. Prossimo pacchetto. Qua vado in difficoltà perché ho due cose grosse e una è da montare e non ho voglia di montarle immediatamente. Passiamo al pacco gigante nella cassa di legno, direi. Allora, questo me lo mandano per sbaglio i ragazzi di Vevor, che mi hanno contattato se volevo provare qualche loro attrezzo, e vi devo dire la verità, ho guardato il loro sito internet, cavolo, sono pienissimi di roba per qualsiasi ambiente, per cui gli ho detto certo, va bene, un attrezzo in più che mi permette di fare lavorazioni nuove e portare contenuti nuovi va sempre alla grande. Quindi gli ho dato delle alternative, tra cui una sega a nastro piccolina. Spoiler, ovviamente la sega non è mai arrivata, mi hanno detto sì va bene quella, e poi no, ti abbiamo mandato un'altra roba. Quest'altra cosa ovviamente è una cosa che non so in quanti modi la posso utilizzare, e per quelli che mi seguono su Instagram, cioè legno vero, questo è questo. Adesso ve la tiro fuori, ma vi dico che è la chiamano Paint Tank da 30 litri. La faccio vedere perché non ho idea raga di come utilizzarla, se non forse per un progetto. No, ma devo metterla giù. Vabbè, intanto in ballo non si può dire che è fatto male perché ho letteralmente una scatola di legno. Qua abbiamo, ragazzi, è gigante, sono fuori. Allora, questa qui è una Paint Tank, la chiamano, con miscelatore automatico. Chiedete a un po' di persone su Instagram che cos'è, come si usa, come funziona, in che cambio è utilizzato. Mi hanno spiegato questo. Sostanzialmente questa è una mega pentolona a pressione. Cosa succede? Si apre, all'interno si mette il bidone del colore, si manda in pressione la pentola e si va a colorare a spruzzo. Però il vantaggio di utilizzare questo rispetto a una pistola classica col serbatoio da sopra è il fatto che qui abbiamo a disposizione 30 litri, quindi principalmente mi hanno detto che si utilizza nell'ambito automotive. Se hai bisogno di colorare a spruzzo delle superfici molto ampie, un attrezzetto del genere sicuramente fa il tuo caso. Ve lo faccio vedere un po' meglio nel dettaglio e lo guardiamo meglio anche noi. Oddio! Ah! Cosa c'è? Una ventola? Nel coperchio qua abbiamo due protuberanze che escono. Una è appunto il miscelatore automatico, che è questa ventola che gira sempre in modo pneumatico, e qua è da dove pesca la vernice. Dentro abbiamo un po' di silica gel, abbiamo le rotelline e abbiamo il nostro pentolone in acciaio inox da 30 litri. Questo qua perché ovviamente non vai a buttare la vernice direttamente dentro qua, lo puoi buttare qua dentro, oppure meglio ancora, che è la cosa che userò io quando avrò l'occasione di utilizzarlo, è mettere direttamente il barattolo del colore che mi serve qua dentro. Io penso che sia la scelta più pratica. Oh. Montiamo un attimo le ruote, però vi dico che la qualità costruttiva finora mi sembra adeguata. Anche la finitura è data bene. Di solito nei prodotti quelli un po' più scarsi tende a risparmiare sui processi di produzione, sulle cose che contano diciamo un po' meno. Il funzionamento ovviamente è al posto numero uno, che se uno va a lesinare sul funzionamento per fare una roba più economica sei un po' un coglioncello, e quindi vai a fare del risparmio sulla finitura, sull'estetica, sul packaging, sulle istruzioni, che sono letteralmente una roba stampata in A4 graffettata, quindi proprio homemade questa qua. Perfetto. Ovviamente non la vedremo in azione oggi, ci mancherebbe, non ho niente da fare con questo discorso qua. Anzi, se qualcuno di voi lavora con attrezzature del genere, ne sa a pacchi su come funziona una Paint Tank e vuole spiegarlo qua sotto nei commenti, faccia pure, perché non capisco bene per quale tipologia di lavoro posso utilizzarlo, con quale tipologia di vernici, anche perché mi hanno mandato questo al posto di un'altra roba e non c'è neanche la pistolina. Non capisco la pistola, che tipo di pistolina mi serve per spruzzare, per cui a prescindere non lo possiamo testare noi. Sappiate solo, vi faccio solo una breve dimostrazione, anche perché ero curioso di capire se
questa cosa qua poteva funzionare per pitturare a spruzzo i muri di casa, ma quelle poche ricerche che ho fatto non mi sembra che sia una questione fattibile. Abbiamo giusto qua un coso dell'aria compressa, chiudiamo, tutto chiuso, la pressione stando su, accendiamo il compressore. In sostanza qua si attacca il tubo del compressore, qui abbiamo una valvola per far uscire un po' d'aria quando è attaccata. Se vogliamo far uscire l'aria facciamo uscire da qua. Abbiamo questo tubicino qui che si connette alla torretta e svitando questo qui, guardando qua dietro, vediamo che il miscelatore ovviamente non va perché ha bisogno dell'aria compressa e non funziona con l'aria residua dentro, per cui svitando questo questo è il regolatore di pressione per buttare più o meno, valvola di sicurezza, e da questo lato, come si legge da qua, paint out. Da qua noi ci attacchiamo la nostra pistola. Come vi dicevo, però non so bene per cosa usarlo, per cui se siete esperti, lavorate con questo, ci avete lavorato in passato, sapete darmi tutte le info o dove trovare delle info, lasciatemi per piacere qua un commento. Se vi interessa invece dare una sbirciata a tutto il catalogo Vevor o a questo prodotto, ovviamente trovate il link in descrizione. Prossimo pacco! Ok, siamo quasi arrivati alla fine, per fortuna. Passiamo. Bacca boia, questi. Ecco. Passiamo al prossimo, questo paccone pesantissimo, ovviamente come vedete qua arriva da FlexiSpot, con cui abbiamo già collaborato in passato, soprattutto l'anno scorso per fare la prima scrivania pattern, e qua abbiamo una nuova scrivania motorizzata. Madonna, ma anche l'altra volta non era così l'altra volta. Madonna, che istruzioni! Questi non hanno lesinato sulle istruzioni. Probabilmente costa 3-4 euro farsi fare un coso così, farlo in grandi scala. Però ti danno veramente addirittura diviso per colori. Bravi, manuale a prova di scemotto. Ovviamente di cosa si tratta, se non l'avete ancora capito, è molto semplice. È una scrivania motorizzata, già un po' preassemblata, perché qua abbiamo già l'alimentatore dentro il frame. Però questo qua a spiegarvi come si monta una scrivania motorizzata quando c'è pieno online. Via, scatolizio, questa è scatola. Mi fa piacere che sia imballato bene. Oh, un piedino. La prima volta che mi era arrivata o questa o quell'altra, non mi ricordo. Ah no, non era bello però sto cartone così. Gamba con motore 1 e gamba con motore 2, e poi come ultimo questo che è la copertura. Accidenti! Detto questo, raga, velocissimo timelapse di montaggio. Tocco? Vacca boia per un pelo. Altra questione che mandano sempre i ragazzi di FlexiSpot è un braccio per i monitor. Ah, ma è singolo. Ah, gli avevo chiesto se potevano mandarlo doppio e invece mi hanno biffato anche loro. Vabbè, installazione non c'è niente da dire. Ah, vi dirò. Vabbè, i colori lucidi non fanno impazzire, perché mi danno proprio una sensazione di plasticone. Classico braccio monitor che una volta montato lo possiamo tenere dove vogliamo, fissato qua in fondo. C'è anche le regolazioni della potenza e qua sotto, secondo me, si apre, c'è il passacavi. Molto carino, lo andremo a sistemare in studio. Sistemo con uno schiocco e passiamo all'ultimo pacco. Bene raga, arriviamo agli ultimi due pacchi che arrivano dalla stessa azienda, che mi ha chiesto se volevo testare il loro nuovo laser. Come sapete, in questo canale abbiamo testato una marea di laser di tutte le marche per capire pregi, difetti di ogni brand, e questo, signore e signori, è effettivamente il laser a diodo più potente che esista. Punto. Abbiamo 40 watt di potenza. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo 8 diodi 4x4 che sputano sugli specchi, buttano in giù altri 2 specchi e vanno nel raggio. Dovrebbe avere delle feature interessanti. Vediamo un po' pregi e difetti, soprattutto anche perché, come vedete, Creality di solito noi siamo abituati a vederla fare stampanti e non laser. Ah, questo spacchettatega è interminabile. Per cui partiamo dal pacchetto più piccolo, che non ho idea di cosa ci sia. Ma forse dalla grandezza si può intuire. C'è questo Creality. Oh, ma dai, diciamo che non l'ho mai avuto come accessorio. Stiamo parlando di
Bello, accidenti. Stiamo parlando, signore e signori, di un pannello Honeycomb con suoi piedini più lastra di metallo da tenere al di sotto del laser, quindi piedini così, e sotto ci si appoggia quello più l'aria per fare respirare e andare via i fumi. Figata! Questo è sicuramente top gamma. Anche perché da quello che avevo letto, questo tipo di laser, cioè la Creality lo fa che tu non devi neanche assemblarlo, infatti il pacco è gigantesco. Bella questa, madonna! E infatti è già montato. Madonna, che bello, bello sto packaging, complimenti. Creality Funcom 2 Operation Guide. Va bene, la vediamo dopo. Sticker interessante, ma neanche non non ci credo, raga, questa non è possibile. Questo qui, raga, è il modulo da 40 watt. Porca questa è la mia mano. Devo prendere un metro, vi devo far vedere perché è qualcosa di fantasticamente ridicolo. Il metro. Ah, è là. Allora, il modulo è gigantesco. Misura 7,5 x 6, alto 14,5 circa. Come vedete è già cablato con il suo connettore proprietario. Bello! Qua sotto ha l'air assist già infilato più un sensore per la protezione antincendio. È arrivata a gamba tesa Creality a fare il laser della Madonna. Che figata! Molto bello, molto bello. Veloce unboxing di cosa si trova all'interno. Abbiamo dei sample, piedini, cavo per connessione e il tastatore, chiamiamolo brutalmente, giusto per vedere l'altezza del coso. Compreso non può ovviamente mancare l'air assist. Finora mi sta piacendo molto questo, ma dai. Classici occhiali verdi, presa di corrente, alimentatore che è mastodontico anche questo, 240 watt, quindi una bella bombetta anche questo. Scatolina, ma questi si vede che hanno esperienza nel packaging per tutte le stampanti che hanno fatto. Qua probabilmente c'è un tessutino, non so se si vede, questo tessutino qua probabilmente è per pulire la lente del laser. Qua ci sono dei piedini, non mi sembra ci sia altro. Arriviamo qua sotto, un altro pezzo che fa da fondo per non bruciare per terra, però se prendete l'Honeycomb è compreso. E come vi dicevo, raga, come mi sembrava di aver capito, l'unica roba che bisogna montare sono questi piedini di gomma. Se Ortur ci aveva abituati a mettere 4 viti, arriva Creality e dice: sai cosa? Il laser è già pronto appena esce dalla scatola. Cioè, quindi è già, madonna, cioè non ci sono. Bellissima la stega qua, raga. Profili di alluminio fatti bene, struttura non flette, mega robusta, tutto cablato. Madonna, che bello. Esperienza unboxing finora Creality vince. E vi ripeto per l'ennesima volta, perché poi mi dite poi a te ti pagano per dire robe. Non mi danno niente, raga, non mi danno assolutamente niente, per cui posso parlarvi come voglio di questi tipi di laser e prodotti in questi spacchettatega. Quindi queste che vedete sono le mie opinioni oneste sui prodotti, a caldo, a freddo, così, per cui non guardo neanche le istruzioni. Montiamo sti 4 piedini, cioè l'operazione di messa in funzione del laser sono veramente 4 secondi. Ah, ho capito, questi qua che avevamo visto dentro non sono piedini ma sono prolunghe per alzarlo. Finito di assemblarlo. La praticità è proprio la parola chiave per questo modello di laser. Praticità. Che bombetta! Che bombetta! Proprio, bah, vi devo dire, non ho particolari cose da dirvi. Esperienza di assemblaggio 10. Non vi dico che l'hanno pensata anche per la pompa dell'air assist. Non ha un suo alimentatore perché ha un connettore proprietario che si attacca qua, e per accenderla, quindi non ci sono cavetti in più, per accenderla c'è qua questo potenziometro. Come sentite, ok, che è un coso da 40 watt, ma noi qua abbiamo delle ventole che sono particolarmente rumorose. Signori, ve lo devo proprio dire, non mi aspettavo di tirare fuori da questo unboxing una roba del genere. Non mi ero minimamente reso conto che avevo i pezzi per realizzare qualcosa che volevo da molto tempo, ovvero una scrivania motorizzata senza fili, perché questa è su ruote con Oscal che ci fa da power bank che fa andare la scrivania, e questa noi possiamo portarla dappertutto. Che dire? Che dire? Secondo me bisogna fare una base per mettere bene quello lì sotto che non rompe. Ma lasciamo perdere sul tavolo. Se avete qualche idea, spunto o cosa per far diventare una bella tega tavolo spostabile,
lasciatemi un commento qua sotto. Ma torniamo al laser. Ci eravamo lasciati che prima vi stavo dicendo quanto è bello tutto il packaging, quanto è bello, non c'è niente da assemblare, così. Vediamo effettivamente i test come sono andati. La prima roba con cui mi sono scontrato è stata la configurazione. Ho avuto qualche tipo di problemino, principalmente legato a Lightburn sul mio Mac, mi dava dei parametri strani che non ero riuscito a capire subito, e l'altra è il significato delle tre lucette che c'è sul modulo laser, perché non è ben specificata la tega lì come funziona. In sostanza, una delle feature interessanti di questo è proprio che dentro il modulo laser c'è tutta la tecnologia che ci serve. Abbiamo questi 8 diodi che ci danno una potenza tutti sommati di 40 watt e veramente, raga, durante i test si sentono, perché ha performato meglio e ha tagliato materiali che non riesce a tagliare il laser a CO2. E come vedete sopra il modulo ci sono questi tre LED: Air, Fire e Lens. Di conseguenza stanno a indicare che Air quando sente un flusso d'aria, Fire ovviamente sta a indicare una rilevazione di una fiamma viva, perché sotto al modulo laser di fianco all'uscita del nostro fascio luminoso c'è un sensore che rileva le fiamme. Altro LED che ti va a indicare invece per la lente, che ti dice se è sporca o meno, così tu puoi svitare il rubinettino dell'Air Assist e andarti a pulire la tua lente per farla performare al meglio. E già questa tecnologia messa in un laser che non ho mai visto in nessun altro modulo mi sembra qualcosa di innovativo. Tolto questo, ha delle feature di sicurezza che abbiamo già visto in altri laser, ovvero la chiavetta per accenderlo, il fungo di emergenza, l'antiribaltamento che blocca tutto, i sensori di limit switch per l'aria, roba che abbiamo già visto. Per quanto riguarda la connettività invece, cosa molto bella e apprezzata è stato il fatto che l'Air Assist prende alimentazione direttamente dal laser, e questa cosa qui va a rendere il tuo setup molto più pulito ed elegante, secondo me, proprio azzeccato carino. Oltre al fatto che ovviamente per comandarlo si può fare tramite Lightburn e tramite la micro SD che puoi inserire all'interno del laser direttamente. Con la tastiera che troviamo qua davanti invece ci si può muovere, fare il frame e far partire la lavorazione, per cui se bisogna fare delle lavorazioni ripetitive e sempre quelle lì per fare in serie dei pezzi, si può provare secondo me una volta con il computer, settare bene tutte le cose, esportare il file di Lightburn direttamente, perché si può inserire direttamente quello, farlo partire dalla macchina e ripetere la questione all'infinito senza dover dedicare un computer per forza a quella macchina lì, che sicuramente è un pro. Tornando a parlare del modulo laser, invece un'altra feature molto carina che c'ha è il fatto di poter scegliere diverse potenze in base alla lavorazione che si vuole fare. Sopra il modulo laser c'è un tastino che, se tenuto premuto, va a dimezzare la potenza del laser. Questo cosa comporta? Come si legge sopra il modulo c'è la scritta Precision e la scritta Normal. Cosa vuol dire? A metà potenza abbiamo più precisione e su Normal abbiamo più potenza, perché ovviamente andando a sommare tutti i fasci luminosi dei laser dentro il modulo diventa sempre più grossa questa nostra linea, quindi se vogliamo potenza e dobbiamo tagliare usiamo la modalità Normal, così da ottenere il massimo della nostra potenza e tagliare tanti tipi di materiali. Se invece dobbiamo andare a fare le incisioni, dicono di regolare uno il flusso d'aria un po' più basso e due di mettere su Precision, così abbiamo un flusso più sottile e quindi più definizione delle nostre incisioni. Ok, arriviamo al sodo, vi faccio vedere cosa ho tagliato e come ha tagliato. Come al solito io eseguo tre test differenti. Uno è per vedere definizione in asse Y e Z a varie potenze e a varie velocità, qual è la configurazione che performa meglio, e il taglio con una passata. E praticamente sulle incisioni in tantissimi quadrati me l'ha bucato da tanta potenza che è. E poi eseguo dei test di taglio, ne eseguo due che sono identici, a parte il fatto che uno è con l'Air Assist e uno è senza Air Assist. Senza Air Assist, raga, si è letteralmente cotto pian pianino, non c'è stata una fiamma, sono rimasto lì a guardare, ma si è cotto pian pianino, veramente qualcosa di folle. E questa è la differenza con l'Air Assist. Visto che in passato ho avuto la possibilità di recensire molti altri laser, questo risultato non me l'ha dato ovviamente nessuno, ma c'era da aspettarselo con una potenza di 40 watt. Giusto per curiosità sono andato a riprendere i vecchi test e ho preso quello dell'Ortul, il primo che ho recensito un anno e mezzo fa circa, che era da 5.5 watt, quindi all'albore di tutto. La differenza a cui siamo arrivati oggi è stupefacente. Al di là di questi test ho provato a fare dei tagli su materiali con cui non riesco a tagliare neanche col CO2 da 60 watt. Il primo che ho provato è stato multistrato Okumé. Ok, questo
qua è un multistrato marino, anche detto, che ho utilizzato tempo fa per fare dei lavori per una mia amica che tornisce la ceramica e non sono riuscito a tagliarli bene col CO2. In questo caso riesce a tagliare, ha un taglio pulito, ovviamente da regolare le impostazioni per quanto riguarda velocità e potenza, però l'ha tagliato come il burro, o come 10 mm. Sono andato poi a tagliare il mio vecchio amato Dossier Africa. Questo qua è uno dei scarti dei tavoli pattern che ho realizzato il mese scorso, quindi legno massello da 5 mm, anche questo qua in un paio di passate tagliato. Altra roba che ho provato a tagliare è questo listello in massello di Iroko, ok? Sono 15 mm di spessore, raga, tagliato sia per il lungo sia con una bella figura, preciso. Sono passato successivamente al faggio listellare e questo con un paio di passate non me l'ha tagliato, però vedete che se tiro il risultato è questo. Probabilmente si riesce a tagliare, però è molto denso e si brucia. Altra cosa che ho preso è stata abete, una tavola da 20 mm che mi ha tagliato senza problemi. Ho inciso queste mie 3 lettere DRP 20-25 mm tagliati, no bruciature, un legno decisamente molto più tenero rispetto al faggio, tagliato senza problemi. Rotto senza problemi. Non so che altro dirvi raga riguardo a questo laser, perché veramente mi è piaciuto molto dall'unboxing alle performance. Lo testerò ancora di più. Se volete informazioni vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Se ho un codice sconto, cosa che non ricordo, la trovate sempre qua sotto in descrizione. Per questo infinito spacchettatega raga io vi ringrazio. Vi ricordo che più del 70% della gente che guarda questi contenuti non è iscritta al canale raga, follia pura. Se almeno 2 contenuti che ho fatto ti sono tornati utili, metti un bel like e iscriviti al canale, che per me ha molta importanza e mi aiuta a portare avanti questo progetto. Detto questo, ciurma, io non so più che cosa raccontarvi. Ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.